Bene, ma non benissimo come ci si aspettava qualche mese fa. In un anno comunque fonte di soddisfazioni per gli albergatori della Marca, il bilancio di Ferragosto è fatto di luci ed ombre a seconda delle aree della provincia. Da dire che il Ferragosto per Treviso città non è mai stato un periodo particolarmente ricco. La settimana centrale dell'estate è tradizionale appannaggio dei turisti italiani che quest'anno si stanno vedendo meno, vuoi per il caro prezzi che ha ridotto la spesa per le vacanze, vuoi perché dopo la pandemia c'è chi ha preferito tornare all'estero. Di certo molti i turisti, specie stranieri, nell'area delle colline UNESCO. Sicuramente sarà un Ferragosto buono. Dopo, come sempre, io dico sempre, a Treviso ci sono tre aree. C'è l'area pedemontana che fa, diciamo, capo alle colline del Prosecco, che sta vivendo un momento veramente magico, dove si sta costruendo, dove ci sono nuove strutture che stanno aprendo, dove il turismo è in fortissima crescita. L'effetto UNESCO sta producendo i suoi frutti nell'area delle colline del Prosecco, un rallentamento invece si sta notando in pianura. La zona centrale, la zona della città d'arte, quindi di Treviso e le zone limitrofe, sta andando abbastanza bene, come tutte le città d'arte stanno andando abbastanza bene, anche se un pochino la frenata si comincia a sentire. E anche soprattutto e ancora un po' di più nella zona a sud, quella diciamo che fa un po' riferimento a Venezia.